chiude il telefonino. Mi stanno chiamando, ma ce lo dico sempre, non mi devono disturbare quando sono a casa. No, vero? Mi disturbano, sempre che mi scusi, signor Litterio, mi stanno telefonando. Prego, Sì, prego, Sì, prego. quando rispondo. Pronto? Fai presto che poi devi parlare. Pronto? 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 Guido? Signor Litterio! Ciao, Guido. Ma come va? Buongiorno! Ciao, ciao, Gioia. Buongiorno, ciao, signor Litterio, come va? Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Sai perché ti stai telefonando? Sì, mi dica. No, perché tu mi devi dire qualche cosa, no. No, mi dica, Ti mi stai dica. telefonando per sapere come stai, tu, tua mamma, tuo papà, come stai? Bene, bene, tutto a posto, Tutti grazie. bene state? Tutti Tutti bene, tutto a posto. Bene, signor sono Litterio. contento. Questo ti volevo dire. Grazie, grazie della telefonata, Va. Prego. Allora posso chiudere? Sì, sì, grazie, grazie, grazie. Sì, aspetta. Grazie. Pronto? Pronto, aspetta. Sì. Pronto, signor ti Litterio? volevo dire come stai tu? Dici perché ti telefonai io? Perché ti ho Benissimo, io per sapere la salute. Bene, sto Sì. bene, sto. Grazie, grazie. Allora posso chiudere? Possiamo chiudere, grazie signor Litterio, ci Aspetta, sentiamo. ma non vuoi approfittare del fatto che tu stai telefonando? No, non mi piace approfittare della gente a me, signor Litterio, No, non mi piace, sono un tipo che non approfitta, io mi dispiace. Sì, allora che faccio? Chiudo? Sì, grazie signor Litterio, Pronto? grazie. Aspetta. Sì, sì. No, dico, ma per caso tu non è che mi dovevi dire qualche cosa, tu, che mi dovevi dire qualche cosa, eh? Guarda che coincidenza, signor Litterio, ci dovevo telefonare, ci devo dire una cosa. Come porto insultare? Ce la posso dire, signor Litterio? Sì, dimmela. Sono un poco, mi vergogno un poco, però al telefono ce la posso dire. Dimmela. Sente, signor Litterio, ci Sì. ricorda ieri che siamo stati alla festa Sì. della dia celebrato? Sì, che io non mi ricordo niente, mi hanno detto che Signor Litterio, è successo, si ricorda che stavamo bevendo tutte Sì, assieme? mi ricordo che stavamo Si bevendo, ricorda, sì. signor Litterio? Si ricorda che mi sono alzato io, che mi sono allontanato? Un minuto, mancaste un minuto. Un minuto preciso. Un minuto, sì. A bagno sono andato, si ricorda? Sì, mi richiesti manco un minuto mancaste, ne sta a bagno, sì. Signor Litterio, è successa la tragedia. Che è successo? Mi vergogno, ma ce lo devo dire, signor Litterio. È successa la tragedia. Si ricorda che sono entrato nel bagno? Sì. Mi sono sentito chiamare. Guido! Nel bagno. Sì, Guido, perché? Fantasmi, Guido. Io sentivo chiamare e camminavo, Signor Litterio, era Fiamma. Non era Fiamma? Era Fiamma. Do bagno? Nel bagno. Scusa, ora va bene che mia figlia è in cesso, ma tu che hai dire tutto, da tutti i cessi che gira, dire, scusa. No. Signor Litterio, senta, io a un certo punto non ci ho visto più. Non ci E vedo. cosa hai fatto? Abbiamo fatto l'amore, signor Litterio. Impede passione. È stato Tu hai fatto l'amore con mia figlia? Ieri sera tu... Sì. Oh, sì. Signor Tu Litterio. ieri sera hai... impede passione. Ai. Tu ieri sera tu... Signor Litterio. Fammi caso, aspetta, no, fammi capire. Sì. Fammi capire. Sì, piano, Fammi capire. Tu ieri sera hai fatto l'amore con mia figlia perché sta amore con mia figlia. Pronto, Io poi... Signor Litterio, sto parlando al telefono, lei mi disturba. Sì. Pronto? Sì. No, signor Litterio, mi sente? Pronto? Stringi che devi parlare, Signor Litterio, pronto? È stato in bete passione, signor Litterio, non ci ho visto più, in bete passione. Vedi che forse ha chiuso, spicci ancora il telefono, spicci. Pronto? Ha chiuso? Ma che fa, ma ha chiuso? Senti, Ma signor Litterio, però Senti. quando parlo lei non mi deve disturbare. scusami. Grazie. Tu ieri sera hai fatto l'amore con mia figlia Fiamma? In bete passione. Io può essere che ora divento nonno? In bete passione. Tu hai usato precauzioni? In bete passione. Solo in bete passione? Solo impede Che c'è sto ritto? In bete passione. Ti vieni decalata? In bete passione. Tu puoi essere che diventi papà, io può essere che divento nonno! Tutto è possibile. Ma figlio senti qua, non ti muovere, non ti muovere. Questa è l'occasione. Ora ci chiama crocifissa. Ah, ora la umilio. Ora glielo dico, ci faccio venire lo scrupolo di No, coscienza. perché quell'impede 5, passione 8, fu 7, 7, 8, 0, 0, 8, 9, 5, 6, l'aria. Pronto? No, non chiudere. Mascarcione delinquente. Io sono, sì, tuo marito, tuo ex marito, perché te meritasse che te la... Lo sai che cosa è successo? Una tragedia è successa in questa casa. Madre sdistannata che abbandoni una figlia in età da marito. Sì, da creatura innocente, bianca come una farfalla.
Sì, come una farfalla, come un ippopotamo. Ieri sera passava un malodestino. Sì, ha passato un malodestino per mano di due disgraziato e porco di Diana. Di due disgraziato e porco di tuo genero che ha approfittato di quel giglio scusami, ti voglio bene, ti stai scherzando, che ha approfittato di quel giglio bianco di tua figlia. E ora forse tua figlia aspetta un bambino, capisci che stai diventando nonna e tu sei fuori da casa, lontana. Come? Stai venendo di corsa qua? Sì? No, non te rapo. Pronto? Già chiudivo, si scatenavo. Sta venendo, stanno tornando. Oh, sei stato meraviglioso, sei stato bravo. Bravo. Chiamate a fiamma. Signorina! Impete passione. Solo impede passione. Chiamala piano. Oh, ora è incinta, silenzio. No, è che c'è stato un qui fuochi. Depressione. Ciao. Come ti senti? Bella tu papà. Che una monsignoria come questa non l'hai detto mai in tanta vita. Bella tuo papà. Vieni qua, come ti sento papà? Non ti senti buona, vero? No. No, buona non c'è stato mai papà, non lo dire. Ora ti senti peggio del solito? Sì. Come ti senti? Male. Male, perché papà? Perché voi uomini siete tutti porci, suini e maiali. Ma tutto papà, non io Tutti, solo, tutti. tutti. Ma come ti senti scombussolata? Un poco. Da quando? Che ne so, da ieri sera. Da ieri sera. Ieri sera. Non ti muovere che non fare strapazze, non fare... Da ieri sera si sente strana. Ieri sera. Impute passione. Impute passione. E calamu che cacci. Bravo. Senti che hai senso di nausea? Un poco. Giramento di testa? Un poco. Ti viene da vomitare? A te non tanto. A cui ti sta vicino però devi stare attento quando fiati, devi stare attento. Va bene? Senti. Mi stavo scordando. A nascere un paladino. Cioè tu per caso hai desideri, cose di mangiare, voglie, si chiamano così strane. Tu dimmi la mia che io mi sono su giorno, notte, non ha importanza, mi alzo. Tutto quello che vuoi. Hai voglia di qualche cosa? Io voglio il bastardo affogato. Bastardo affogato? E che mi imbeccare a guido pistone? No, non mi pare un caso. Non mi sembra il caso. Un'altra cosa, papà. Non fare più strapazzi ora, eh? Strapazzi, non ti devi muovere. No, amonino, papà. Amonino tranquillamente, perché sta puntata qua finì, papà. No, in Impede passione è stato. A Budello finisce perché non capivo Non devi niente. fare movimenti. Il momento attuale Un po' di nonchalance. fa toccare i massimi dell'arte varia. Ne è convinto? Ne sono perfettamente convinto e consapevole. Lo dica. Ho accanto a Signor me Paolo, due artisti signor Paolo. che apparentemente non sembrano tali. Anzi, qualcuno potrebbe nutrire qualche dubbio. Nutre? Nutrono. Allatta. Signor Paolo, mi scusi. Qualche dubbio sulla loro capacità Signor Paolo. artistica. E invece Invece hanno ragione. Invece siamo di fronte a una coppia unica nel suo genere. Sì, diciamo. Fisicamente, Ce lo può dire. intellettualmente, Questo un po' di me. spiritualmente, Non lo so che significa. intende dire? Spiritualmente lei che intende dire? Cioè, non vorrei che... culturalmente. Cultura sì, 1,60 m. Per cultura, quello siamo noi. E poi poi? è la brevità dei loro nomi d'arte. Perché non ci bastavano i picci dopo manifesto. È chiaro. Nomi d'arte che stanno nella memoria dell'arte, diciamo, popolare. Dei grandi comici. Ma ne picca per fissa. No, Non mi dare troppa confidenza. una... Che si è montato la testa già! Pippo, che ti devo dire? Chi turniamo? Vergogna, sei una vergogna. Il tondo, Il tondo. il tondo, Il brevilineo. il brevilino, che è Toto. No. No, Come come ne conosceva? Siamo usati! Tonino. ma lui è Totino. no? Allora il più lungo ce l'ha più corto e il più corto ce l'ha più lungo.
Ho capito il doppio senso. No, è senso unico. È senso unico. Allora, noi abbiamo alla mia destra Totino, se fotti un questo scherzo, signore, Totino. Totino. Ma perché mi stai già... Alla mia sinistra abbiamo Toto. Toto e Totino. Toti. Toti e Totino. Come cacchio vi chiamate? Allora, Toti e Totino. Toti e Totino. Oh, finalmente. Prendi una donna, trattala male, dalle 2 pugni su un occhio, pesta le calli e stacca le denti, perché ti ha chiamato Finocchio. Fagli sentire come pesante una martellata sulle gengive, lasciale segni col saldatore e rompile il naso senza nessuna pietà. E allora sì vedrai che morirà, solo così ti lascerà. E allora sì vedrai che morirà, picchiare una donna è realtà. La seconda parte è quella... Grazie. No, ma è seria. Ora la canzone dice la tratta meglio. Prendi una donna, trattala bene, mandala in vacanza a Fregene, falle il visone pure il diamante, lascia che si tenga un amante, falle fare la signora per bene e costruiscigli la villa a Fregene, compragli pure una bella Toyota, tua moglie una bella vuol fare. E allora sì vedrai ti lascerà, il bucato lo devi lavare. E allora sì che resti solo solo, perché tua moglie ti manda a fan. La terza parte. No caro amico, il tuo esempio non coglie, mi picchia tutti i giorni mia moglie. Quella mi prende a mezzogiorno, mi chiude con la testa nel forno. Io cercavo la donna perfetta, ma mia moglie mi comanda a bacchetta. Certe volte lavo pure per terra, succede una guerra se non voglio stirare. In quest'amore non c'è dignità, regna la donna e l'uomo che fa. E mi ricordo, mi disse mamma, tu in mano a quella fai la fine di papà. Bologna. Ad una mostra d'arte aggressione a Vittorio Sgarbi. Sapete che ultimamente Sgarbi sulle Iene abbiamo fatto vedere che lui era amico di tutti, poi un passato un conto completamente. Dopo un'accanita discussione su un quadro, un uomo ha schiaffeggiato l'onorevole Sgarbi e poi gli ha chiesto scusa. Il giudice l'ha condannato a 6 mesi, l'aggressore, sapete perché? Perché gli ha chiesto scusa. Giustamente, fermi. Questa era la notiziola, arrivano al Parlamento. Brasile, un prete arrestato per spaccio di stupefacente. Vabbè, succede, i parrini ogni tanto, un sacerdote, perché ne ride? La state lì. Un sacerdote libanese, non era siciliano, è stato arrestato all'aeroporto di San Paolo con 11 kg di cocaina, pensate un po'. È stato il prete stesso a dichiarare di aver effettuato i vari carichi di eroina dalla Spagna. L'arcidiocesi ha dichiarato che il prete era un religioso molto interessato ai soldi. Da noi la Chiesa invece, in Sicilia soprattutto, non è interessata completamente ai soldi. E vedo le firriate rimanere al pubblico, a mio dice. Se uno si deve andare a sposare, gratis. Non c'è bisogno, su un cirone i soldi, manco ti fanno traseri, rintra. E poi, come si suol dire, questo è un proverbio, voi lo dovete finire, si dice, come dice la madre Badissa, senza picciole. Ecco, perciò per farvi capire che le idee non vengono a dire. E a proposito di padre, io ci infilo subito una barzellettina, una cosa veloce, proprio sulla Chiesa. Ho ricordato, c'è
un prete, a proposito di Marina, Grande Fratello, di corna e compagnia bella, che poi adesso c'è una cosa carina, come si dicono le corna, no? Ne abbiamo scoperto un'altra cosa, poi ne abbiamo fatto allo stadio, ora il siciliano quando dice cornuto ha una preparazione anche fisica oltre a quella vocale, perché non è che ci fa cornuto, no, c'è la partenza, cioè tu vedi, si prepara i corna, se la muccia, fa un ferrione prima, poi corre, ci fa cornuto, ci tira i corna direttamente, no? Allora, sul problema delle corna, naturalmente anche nei paesi, soprattutto si sa che s'hanno fatto sempre, però chi era il parrino era quello che poi doveva confessare. Allora c'era una parola convenzionata in questo paese in cui le sorelle praticamente andavano e ci dicevano padre, sciddecavo. Questo sciddecavo intendeva dire che avevano fatto i corni e allora il parrino meschino ci diceva vabbè non ti preoccupare, fate 4 Ave Maria, 5 Padre Nostri, eccetera, eccetera. Sempre l'indomani eravamo padre, sciddecavo. Insomma c'era questa cosa. Giusto giusto sostituiscono un parrino e può capitare un cambiamento, arriva un parrino nuovo. Ora che sa questo parrino? A prima botta arriva una signora, dice padre sciddecavo. Sta attento sorella, dice non ne metti i piedi, dice a camminare più, mette un tacco avanti, dice non lo so, dice, dopo ce ne arriva una, dice padre sciddecavo, pure tu, dice ma non ne camminate che in questo paese può essere che c'è qualche problema, io mi lamento. L'altro giorno sento, padre, sciddecavo. Beh, da madre dice, ma io è parlare con il sindaco, perché mi vanno a fischere tutto il pronto soccorso. Si chiama il sindaco e ci dice, senta, lei deve fare qualche cosa per le strade del paese, perché qua quel scideca. Lei non ha idea. E il sindaco sa, di tutto contento. O parrina la prima, seconda, terza volta, si incazzo ci fa, signor sindaco, è inutile carriere, perché solo sua moglie già questa settimana ha scidecato 3 volte. Perché il maschio, con questo bracciolo, Non fare gesti, no, non è il con caso il bracciolo, Sì. deve fare una certa entratura. Non- Deve Una fare, certa entratura deve fare una entratura. nella femmina. Sì, ecco. E cosa Però per tecnicamente fare questa entratura, come deve avvenire? Sì. Allora, il bracciolo bracciolo. deve essere bello. Ah! Hey! Come sono io per ora? Bello micio! Esatto. Era normale, era A una questo punto una il conseguenza. maschio parte per la femmina Sì, e ci fa. sì. C'è permesso, posso entrare? Sono venuta a salutare. Allorché la signora, anzi, sicché, A me non lo puoi dire, guarda. la signora cosa risponde? Va a se caccia conto. A questo punto il maschio si dà una timpolata in testa e si dimentica che deve andare in un posto. Porco Giuda, doveva andare in un posto come faccio ora. E come, che cosa fa? Nell'indecisione comincia a fare che fa? Staio o me ne vai? Staio o me ne vai? Staio o me ne vai? E è qui che succede la cosa incredibile. Per favore non battete le mani quando uno parla di scienza. Perché questa è scienza, Vergogna, questa perché è così scienza. rimanete croni. A questo punto, signori miei, l'uomo si ricorda dove doveva andare. L'uomo Sì. se lo ricorda? Sì. E dove doveva andare? In banca! In banca. A fare che cosa? Il versamento! Assegni? No! Cambiali? No! Liquidi! Liquidi? E dov'è l'incredibile? Che in questo preciso momento Parliamo scientificamente. del bracciolo del maschio cominciano a uscire qualche cosa come 950.000 armaluzzi niti. Una corrida che vanno facendo libero, sono libero. Fermi con le mani! Per cortesia, non lo fate per favore. Questi armaluzzi scientificamente si chiamano strapatapatozoi. Ecco. Come si chiama? Strapatapatozoi. Salvo se vuoi prendere nota. Cosa fanno questi strapatapatozoi? Si mentono tutti in fila e partono a dare testate nell'uovo della femmina per romperlo. Nell'uovo, perché è una gallina. Cretino, la femmina c'ha La l'uovo. femmina c'ha le ovaie. Comunque è stabilito che la donna non deve mai fare il bidet con l'acqua calda. Perché? Diventano le ovaie sode ed è pericoloso. È pericoloso. Vabbè, andiamo avanti.
A questo punto questi armaluzzi cominciano a cafondare, parte il primo e dalla prima testata, boom! Mica è duro, frate, faccio tu. Parte il secondo, boom, faccio tu. 949.999 armaluzzi a dare testate a quest'uomo. Sì, ma tu hai detto che questi armaluzzi che si chiamano... Strapatapatozoi. Hai detto che sono 950.000. Sì. Ora tu hai detto che per dare testate sono 949.999. Ma quale manca uno? Esatto. E chi è questo? Il più scarto di tutti. Perché? Che ci fai, frate? Rompiti i coin, ancora arrivo io. Arriva lui, dà una testatina nell'uovo, entra dentro l'uovo, chiude le porte, un tasicchio no. Ed è vero perché lui entra per primo e feconda. Ed è No, vero. il primo e l'ultimo. Lo so, perché lui entra per primo e feconda. Sei il primo, non può essere il secondo, perché dici il secondo? Io mi hai detto là, Ma tu hai detto feconda. feconda nel senso che nel ventre... Nel mentre. Nel ventre. Nel mentre, ma come parli? Nel ventre. Ah, vabbè, allora io ti dico aspetta qui che nel ventre vado a prendere la macchina. E aspetta qui che nel mentre vado a prendere la macchina. Vabbè. Nel ventre... Vabbè. Nel ventre della signora, piano piano, settimana dopo settimana, si comincia a formare il feto. Da morire. Non si ci può stare olato, la puzza. Questo feto Sì. rimarrà chiuso qua dentro senza mai uscire per 9 mesi. Appena esci si scappa tutto il condominio. Nonchalance. Così. Però la donna a questo punto deve andare dal dottor Cologo. Dove? Dal dottor Cologo, che la deve visitare. E chi è? Il dottor Cologo si chiama Luigi. Ma Luigi chi? Gino. Vabbè, ginecologo è il suo lavoro. Antonio Amato, ginecologo. Quanto nome ha? Comunque vado al dottor Cologo, il dottor Cologo prende la signora che si è incintata, la mette in una Che specie incintata, Si è ingravetata, vunciò. Ma perché cosa succede nel corpo della donna? Cosa succede? Perché? Cominciano a girare e cambiano qualche 100.000 mormoni, tutti che cominciano a girare. Allora, Che sono protestanti? No, devono fare il loro lavoro senza protestare. A questo punto la signora viene messa in una sedia con le gambe tutte così. Il lettino gestatore. Non lo so, il lettino di Salvatore. No, il lettino gestatore. E che Salvatore poi allora? Non è il lettino di Salvatore, è il lettino gestatore. La mette lì, il dottore arriva, guarda lì in mezzo e ci comincia a fare. Come stai? E la signora, buona. E un piccinino, si muove, ove. Scusa, ma fa eco. Come infatti ci fa l'ecografia. Noi al sud non parliamo. E io una volta alla stazione di Milano ho sentito l'altoparlante che diceva il treno proveniente da Brescia viaggia con 5 minuti di ritardo. E tutti, la madonna, e stavano smontando la stazione. A Palermo per cose peggiori niente. Una volta alla stazione di Palermo l'ho sentito con le mie orecchie, l'altoparlante che diceva il treno proveniente da Cefalù, un passa, ne potremmo avere peggio te ne fottano altri. Senza neanche parlare, non protestiamo. E allora io mi aggancio all'aereo, che l'aereo è il mezzo più comodo, perché è veloce, l'aereo è comodissimo. L'aereo è il mezzo più comodo, parte alle 8 da Palermo e alle 9 a Roma, è comodissimo. Da Catania partirà magari pure alle 8 in un'ora. È veloce, l'aereo è comodissimo, è il mezzo più comodo, parte alle 8 da Palermo alle 9 a Roma. Parte alle 8, è comodissimo. E tassu alle 5 di mattina. Ora dico io, qual è la comodità? Che arriva all'aeroporto che si è rincoglionito con l'occhio a pampenetta. Arriva dice, che cos'è aeroporto? Cioè sì, devi fare il check-in 2 ore prima, se no si fottono posto. Allora tu fai il check-in, aspetti con ansia 2 ore, che ti chiamano il volo, infatti tu all'aeroporto ti trovi tutte assettate, non so che hanno a fare, tutte assettate. Non sanno cosa fare, appena uno si assusa, piglia iniziativa, tutta assecutano a chiedo. Chi non sa che non bagno, ma che sto dello carriera, giustamente. Poi ti chiamano il volo e c'è una specie di, una cosa che mi fa impazzire, che c'è un pulmino che dall'aereo stazione ti porta all'aereo. Sono 50 metri, sono. Un tapo fare a pigliare un polmino, che ha a fare un giro largo a fare. Che la gente si confonde. Una volta una signora anziana meschina, era forse la prima volta che pigliava l'aereo, a che non all'aereo, anzi è salita sul pulmino che lo portava all'aereo, mi sa così, metà le ore. Dice, ma non si volava. Io ci giustamente non ne siamo.
Che queste cose così. Poi la cosa che mi fa impazzire è che stai sull'aereo, ti sei sistemato, ti stai rilassando perché l'aereo o può pigliare 100 voto giorno, ma sempre toscanti, eh? Basta che decolla che tu, che siamo a vote, oh, che sempre. Appena tu sei messo lì, ti trovi, ti stai rilassando ed ecco che ci sono le hostess che fanno il loro dovere. Ti dicono sulle uscite e tu subito toscanti. Well, exit fine, just aereo Palermo-Catania, chi si parla in inglese? Well, gone for boy. Una volta veniva a Lampedusa, eravamo 7 nell'aereo. Well, oh, questo sì, ma chi c'è qualcuno in inglese che sopra? Well, exit fine, just smile, exit, well, già ti dicono come muovere. Gone for just. Ma chi mi dicono sulle uscite? Chi fa se queremo? Mietto! Se no! No! Dice, ci sono i salvagenti! Ah, meno male! I salvagenti! Meno male! Perché mi fai mare a maccare! E se queremo una montagna mi faccio scogli! Una cosa che non voglio sapere qui stasera, insieme con voi, voglio sapere a che servono le cinture di sicurezza. Cioè, guai se non ti metti le cinture! Tu sei bello azzettato, passa l'ossa, allaccia la cintura. Ma che sapete, non c'è bisogno di fare così. Cioè, se si deve mettere la cintura, va bene. Cioè, ma che serve? Come a che serve? Ma che tina, a che serve? Non sa che serve la cintura. Dice, no, può mettere chiccare e muore senza cintura. No, mettete la cintura che invece muore contento, dice, mica morevo, ma mi sa la cintura. Cioè, non è che dice, no, non c'è bisogno. Non va a cercare niente. Una volta in volo c'è sempre un comandante che sta a parlare. Bim bom, è il comandante che vi parla. Bim bom, è il comandante che vi parla. Ma guida, mi ci parlare, guida! Non si può parlare qui di l'autobus, sotto ti metti a fare l'escurso con tutto il dubbio delle cose che c'era davanti, dopo. Che poi ti dice il comandante? È il comandante che vi parla, stiamo volando a 20.000 piedi. Bella notizia, Camerone, eh? Cioè la temperatura fuori è di 20 gradi sotto lo zero. Ah, fa bene a dirlo che usavo una anniesce, giustamente ci metto tuo cappotto perché c'è freddo. Che me ne fotte che una volta, vi giuro, l'ho sentito con le mie orecchie. Cioè, è il comandante che vi parla, in caso di emergenza, rompere il finestrino. E ne votammo tutte, oh picciotte, mi raccomando. E ne votammo tutte verso il finestrino. Che fai una volta con Giumbi? Ti peghi l'ultima ciatata? Che fai? Nesce la testa fuori, che fai? Ti dai due bracci, ma braccio a salvo. Nesce la testa fuori, oh! Lavatevi che stiamo carendo! Che me ne vuoi? Concludo. La cosa impressionante dell'aereo è che veramente mi fa impazzire è il bagno dell'aereo. Una cosuzza scitta, nica, che tu proprio... Che io ci vado raramente, lo faccio per rispetto nei confronti di chi quel giorno ha deciso di non partire. Chi deve restare in terra. Perché mi chiedo sempre, ma non finisce tutto su... No, poniamoci il problema, perché una nave, siamo a largo, il mare si mangia tutto e noi arriva ce lo dimentichiamo. L'oceano sa fa pece, ma nell'aereo, ci sono i contenitori, ma certo è che certe volte giornate di sole e sbrezzia. Ma tu devi entrare. Vuoi entrare nel bagno dell'aereo, apri la porta, una cosuzza scitta e c'è la sera giusto. E infilo il piede, poi un braccio a tipo cappotto, no? Poi infilo l'altro braccio e che... c'è sivo. No, io a pisciare però. Allora, ti tocca uscire di nuovo, vai di petto, ecco qua, e ti vuoi lavare le mani. E trovi una specie di inaledo con un beccuccio e un pulsante, che se lo piggi esce l'acqua. Levi il dito e l'acqua ne esce. Metto ito, l'acqua ne esce. Levo ito. Come cazzo fa a lavare le mani? Come fai? Praticamente è giusto che adesso è sulla bocca di tutti, che era sempre... No, non è Levinsky che è sulla bocca di tutti, che non c'era allusione, no, voglio dire... praticamente il Carlo d'Inghilterra è giusto che dia anche un suo saluto questa sera. Non si sa se si farà re, se non si farà re. Camilla, lui pare che abbia detto questo, io mi devo un attimo concentrare e fare l'espressione sempre molto intelligente, molto regale del principe Carlo. So why?
Oh. Un cavallino. Insieme together qui in Sicilia, mi piacciono molto i siciliani, io vengo sempre in Sicilia. Anche in Sardegna vado a Porto Cervo, vado in Sardegna. Mi piace, non ci vado io a Porto Cervo, io che sono nato in Cornovaglia. It's my gut, in Principe Carlo. It's my heart, it's true. As a stranger, molto lì, c'è siciliano è molto stranger, molto strano. Anche io ho un nome strano, un po' come Siculo, Callo, mi piace Callo, come Callo da piede. Come in Sicilia d'estate che Callo che va, it's my life. Io suono molto, io passo il mio tempo con mia mamma a Buckingham Palace. Suono a pianoforte, mi piace tanto il pianoforte, mi piace musica. Mi piacciono i papaveri, i paperi, no. Mi piace molta musica, mi piacciono le Spice Girl, buone Spice Girl, mi piacciono. Mi piacciono le Spice Girl, anche Bill Clinton ci piace. Noi ci andiamo sempre dopo il concerto con le Spice Girl. I camerini, sì, facciamo zoom, 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 zoom. Sì, così. Oh my God, oh, Siciliano incredible. No, non pensate male, no, io suono sempre musica, suono pianoforte, suono piano, ma forte, pianoforte mi piace. E io suono sempre per mia mamma che ascolta, per mia mamma, sempre lì che mi ascolta, mia mamma ci piace quando suono pianoforte. Do, mi, fa, sol, la, si, tutte le note so fare, solo una non la so fare, il re. Dice mia mamma tu non potrai mai fare il re. Yes, tiè. Io esco sempre con Camilla, mi piace tanto Camilla, Gistace. Quando Camilla esce dalla gabbia, cioè dalla stanza. Siciliani, malapensante. Quando esce dalla stanza mi dice Carlo! Con voce suadente e sensuale. Carlo! A te che ti piace, che preferisci donna bella o donne intelligenti? Amore, ho scelto te, quindi né l'una né l'altra. A lei mi piace molto, a lei quando viene con me in estate ci piace il gelato. Viene in Sicilia perché fate bene il gelato, ci piace il gelato. Ci piace. A me a Camilla ci piace così tanto il gelato che se avremo un figlio lo chiameremo Camellino. Da non confondere con cornetto, che è nato il gelato. Thank you.